adesso andiamo a fare un viaggio nella splendida Sardegna, un viaggio alla ricerca dei sapori tradizionali di quest'isola meravigliosa. La Sardegna possiede una tradizione gastronomica fatta di gusti e sapori inusuali, talvolta unici. Tutto nasce dalla natura stessa di questa terra selvaggia, dove le essenze mediterranee si esprimono con grande vigore. Lungo le coste, gli aromi caratteristici della macchia sono arricchiti dal profumo del mare, limpido e invitante. Nell'interno dell'isola, le fragranze che dominano sono quelle del mirto e del rosmarino, insieme a un'infinità di sfumature che nettamente possono essere colte grazie alla bontà dell'aria e dell'ambiente incontaminato. Le peculiarità gastronomiche occupano un posto di grande rilievo nella cultura isolana, rappresentano ancora oggi il segno distintivo di questa terra e incidono fortemente nella vita dei sardi che con orgoglio e tenacia hanno preservato tradizioni culinarie antichissime. Dall'insularità e dalla cultura agropastorale nasce un'alimentazione tradizionale, in molti casi basata su ciò che la terra e l'ambiente circostante permettono di produrre. Uno dei prodotti più importanti nella gastronomia sarda è il grano. La fertilità delle campagne dell'isola era nota ai popoli che si alternarono al suo dominio. Addirittura mentre l'imperatore romano Giulio Cesare era al potere, la Sardegna, e in particolare la pianura del Campidano, assunse il titolo di Granaio di Roma per la grande produzione che garantiva all'impero. Il grano duro sardo è di qualità pregiata e risulta adatto per produrre diversi tipi di pane, talvolta finemente decorato, pasta e dolci. La farina ottenuta dal grano sardo permette di confezionare anche diversi tipi di pane caratteristico, come suji vraju, su kokkoi oppure sumo di zosu. Sicuramente quello più noto è il pane karasau, un pane secco e sottile, che per l'alto potere conservativo veniva utilizzato dai pastori quando dovevano trascorrere lunghi periodi di tempo nelle pinnete lontano dal paese. Dopo una lunga preparazione, il grande impasto è separato in piccole pagnotte. Ciascuna porzione viene prima distesa e poi infornata, dove a questo punto curiosamente si gonfia, indicando che è giunta a cottura. Il pane deve essere subito asportato dal forno, quindi viene suddiviso in due parti, così da ottenere sfoglie sottili che dopo un'altra breve infornata, raffreddandosi, diverranno croccanti e quindi consumabili anche dopo molto tempo. Donida è una delle poche artigiane che prepara supillu, con l'aggiunta di elicriso, rosmarino, mirto e tante altre fragranze tipiche del Mediterraneo. Con il grano prodotto nella loro terra, i sardi hanno creato anche diversi tipi di pasta.
Forme, spessori, intagli e procedure nella lavorazione indicano per ciascuna pasta il luogo dove nella regione viene prodotta. Spesso si tratta di piatti semplici ma ricchi di gusto. Le immagini ci mostrano sas pellizzas di Pattada, su filindeu del Nuorese, Istallarinus del Cagliaritano, questi ultimi appesi ad asciugare nelle canne. Una pasta diversa per il tipo di lavorazione che richiede e per il suo gusto è la fregola sarda, un'antica pasta tipica della Sardegna utilizzata per le minestre oppure insieme ai frutti di mare, in particolare le arselle. Viene lavorata utilizzando prima la semola grossa, poi amalgamandola con la semola fine. Lentamente la pasta assume la conformazione di una minuscola pallina, mentre assorbe la semola che l'artigiana desidera incorporare. La pasta viene poi messa ad asciugare e tostata nel forno. Tra gli ingredienti, oltre al grano duro, l'acqua e le uova, vi è una spezia preziosa, lo zafferano, l'oro rosso della Sardegna. La coltura dello zafferano è un'attività legata alla terra che da centinaia d'anni è stata capace di stimolare l'interesse dell'intera comunità di San Gavino Monreale. Siamo nel mese di novembre. In Sardegna il clima è ancora abbastanza mite. È in queste poche settimane che l'esile stelo dello zafferano fiorisce. Il lavoro ha inizio nelle prime ore del mattino con la restituzione dei fiori alla terra. Oramai privi degli stimoli di zafferano, vengono deposti ai margini dello stesso terreno dal quale sono stati colti. Questa operazione non è di nessuna utilità, ha un valore puramente simbolico. La raccolta ha inizio. Fatta eccezione per una piccola produzione nel territorio di Turri, l'area di San Gavino Monreale è l'unica della Sardegna che produce lo zafferano. Da questo luogo proviene la maggior quantità italiana e anche una delle più pregiate. Un solo bulbo è capace di generarne diversi altri. Il contadino ci mostra quello che avviene durante l'estate, quando i bulbi vengono espiantati, suddivisi e spostati in un terreno che è a riposo da almeno 4 anni. Qui vengono impiantati ad almeno 15-20 centimetri di profondità. Alcuni mesi dopo, nella stagione autunnale, i piccoli ma robusti steli fendono il terreno duro e riarso e fanno la loro comparsa in superficie. Trascorre ancora una settimana e grazie anche alla luce del sole, i timidi boccioli si aprono e offrono una colorata fioritura. Durante la raccolta manuale è molto importante che i fiori vengano delicatamente recisi tramite l'unghia del pollice e non strappati, poiché questo danneggerebbe i bulbi. Non tutti gli steli possiedono la stessa lunghezza. Quelli molto corti rendono complicato reciderli e asportarli. I fiori, dopo essere stati raccolti, verranno portati a casa e separati fisicamente dagli stimmi, che sono appunto i filini rossi che, opportunamente lavorati, ci daranno lo zafferano. Gli stimmi freschi, ricavati dalla mondatura, devono essere trattati affinché possano conservarsi nel tempo. Inizialmente vengono umettati con l'olio extravergine di oliva. Questo avviene dolcemente per evitare di rovinare il prodotto e per distribuire l'olio in maniera uniforme.
È necessario a questo punto distendere gli stimmi sulle teglie, facendo attenzione a non formare grumi. Affinché l'essiccazione possa essere ottimale, è necessario disporre le teglie accanto al fuoco fino a quando gli stimmi saranno completamente asciutti. Questa è una fase importantissima, in quanto permetterà allo zafferano di conservare la sua bontà e le sue proprietà organolettiche fino a quando verrà consumato. Dopo circa una notte di essiccazione, lo zafferano assume questo aspetto. Ma ancora non è pronto per l'utilizzo in cucina. Ora è necessario effettuare quella che in lingua sarda è chiamata satiriadura, ovvero la resa in polvere della spezia. Gli strumenti utilizzati in questa fase sono un semplice bicchiere di vetro, un cucchiaio riscaldato e un foglio di carta da forno. Quest'ultimo impedisce che la tostatura vada oltre e bruci il prodotto. Questo è il risultato finale. Per ottenere un solo grammo di zafferano sono stati utilizzati circa 150 fiori. L'oro rosso esercita il suo fascino da millenni e ancora oggi, in una società esigente in fatto di gastronomia, riveste notevole importanza. Il colore caldo, acceso, la sua fragranza avvolgente lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Dall'Asia minore al Mediterraneo e specialmente qui in Sardegna, questa spezia pregiata continua ad essere coltivata, lavorata e raccolta con passione e sacrificio, non solo per tornaconto economico, ma anche e soprattutto per custodire la tradizione dei propri avi di aver cura della terra che generosamente dona l'oro rosso. Eccoci arrivati al momento del nostro gioco, il si può fare.